saluti alle autorità civili e militari qui presenti, al Presidente dell'ANC di Vittorio Veneto, a tutti gli altri Presidenti e soci, benemeriti e amici della nostra famiglia dell'Arma, del Veneto. Con questa bella famiglia riunita siamo raccolti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E il Signore sia con voi. Ecco, carissimi, spesso nella nostra vita vediamo il bene che dobbiamo fare e facciamo il male che non vogliamo. Questa è la nostra natura umana, sempre natura umana, ricordiamolo, amata profondamente da Dio Padre, profondamente da Dio Padre, pur con le sue difficoltà, le sue piccole o grandi infedeltà, con i nostri alti e bassi, però mai dimentichiamoci di questa certezza. Dio Padre mi ama, mi vuole bene e mai si fermerà il suo amore nei nostri confronti, farà di tutto sempre perché noi possiamo aprire il nostro cuore a Lui e dire sì, sono birichino o birichina, ma ti voglio bene, papà del cielo. Sentiamo sempre forte questa sua vicinanza di amore e di misericordia. Ma riconosciamo anche le nostre debolezze dicendo: confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Ti supplichiamo, Signore, per il nostro fratello Luigi, nel ricordo annuale della sua morte, e fondi su di lui la rugiada della tua misericordia e accoglilo nella comunione dei tuoi santi per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ci accomodiamo e ascoltiamo la parola di Dio. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore. Se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo dunque del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Tutti, infatti, ci presenteremo al tribunale di Dio, poiché sta scritto: come è vero che io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua renderà gloria a Dio. Quindi ciascuno di noi renderà conto a Dio di se stesso. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme. In te spero, Signore, Dio dei viventi. In te spero, Signore, Dio dei viventi. Dal profondo a te grido, o Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera. In te spero, Signore, Dio dei viventi. Se consideri le colpe, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore. In te spero, Signore, Dio dei viventi. Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore, più che le sentinelle l'aurora. In te spero, Signore, Dio dei viventi. Israele attende il Signore, perché esso
perché presso il Signore è la misericordia e grande presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. In te spero, Signore, Dio dei viventi. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, io le conosco ed esse mi seguono. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: siate pronti, con la cintura ai fianchi, le lucerne accese. Siate simili a coloro che aspettano il padrone quando torna dalle nozze per aprirli subito appena arriva e bussa. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità vi dico, si cingerà le sue vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro. Sappiate bene questo: se il padrone di casa sapesse a che ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché il Figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Un semplice pensiero, carissimi, un pensiero per pensare, perché il Vangelo che abbiamo poc'anzi ascoltato mette sicuramente in luce quanto hanno vissuto in modo drammatico e tragico i nostri colleghi Luigi Maronese, Codotto Ennea. Sicuramente non pensavano, mai avrebbero creduto che quel fatidico 5 febbraio 1981 non sarebbero più ritornati a casa. Mai l'avrebbero messo in conto sicuramente. Eppure è successo questo, come anche per tanti altri colleghi e anche in giorni recenti, per motivi di servizio, mai avrebbero pensato di non far più ritorno a casa, abbracciare i loro affetti, le persone care, gli amici, i colleghi. Ecco perché io credo che questa del 5 febbraio non è e non deve essere una data nel calendario, ma è e deve rimanere una data, un evento, un ricordo fissato nel cuore. E siete qui ogni anno in tanti a dimostrarlo, che è una data fissata nel nostro cuore, di famiglia dell'Arma, in servizio e in concedo. E questo perché? Perché nessuno passa per caso nella nostra vita. Tutti ti donano qualcosa. Dio non ti manda le persone che vuoi. Lui fa in modo che le persone di cui hai bisogno incrocino la tua strada. Alcune ti aiuteranno, altre ti faranno del male, ti feriranno, altre ancora ti ameranno e poi ti lasceranno di nuovo solo. Alcune resteranno per sempre accanto a te, ma tutti, e proprio tutti, lasceranno un segno in fondo ai tuoi occhi che nel bene o nel male, di tanto in tanto, ti farà pensare a loro, perché è grazie a chi entra ed esce dalla nostra vita che diventiamo ciò che siamo destinati ad essere. Ecco quindi l'impegno. Ricordiamo i morti con l'invito e l'impegno di aiutare i vivi, altrimenti questa corre il rischio di essere un ricordo sterile, vuoto,
troppo formale se non scaturisce da noi anche questo annuncio e questo invito e questo appello e questo impegno. Ricordiamo i morti con l'impegno di aiutare i vivi. Certo, perché vedete, si fanno tante cattiverie, si cerca di andare contro l'amico, contro un familiare, per gelosia o per interesse, ma non si pensa che di un momento all'altro può cambiare tutto. È solo allora che si dà una stima, solo quando muore o sta morendo. E allora facciamolo in vita quello che non possiamo più fare dopo. Io credo che la vita Dio ce l'ha donata per amarci in vita, per aiutarci in vita, non in morte. E allora porre speciale cura a mai procrastinare, ma a far subito ciò che deve essere fatto, sollecitamente, in tutto, però conservando in noi e comunicando agli altri quella calma e quella compostezza per cui solamente le cose riescono e riescono bene. E non mi preoccupo se altri corrono. Chi troppo corre, anche nelle cose ecclesiastiche, non arriva mai lontano. Ora credo che basta poco, sapete, a far felici le persone a cui teniamo, con cui condividiamo i nostri giorni, le nostre ore, il nostro tempo, il nostro impegno. Uno sguardo dolce, un cuore buono, un sorriso aperto, un sorriso sincero e 3 semplici parole: io ci sono, io ci sono. Il bene, l'amore, l'affetto possono guarire quasi tutti i mali del mondo, e una piccola carezza può dare molto di più che un fiume di parole. Non bisogna temere le difficoltà della vita, sono fatte per essere superate, per metterci alla prova, per migliorarci. Non è vero forse che i fiori più belli nascono dopo gli inverni più rigidi? Allora rimaniamo gentili, non lasciamo che il mondo ci renda insensibili, non lasciamo che la sofferenza ci lasci e ci porti ad odiare, non lasciare che l'amarezza turbi la tua dolcezza. Siamo tutti destinati a diventare un ricordo e ce ne dimentichiamo ogni giorno e troppo spesso, che siamo tutti destinati a diventare un ricordo. E allora finché sei, fai bene, fai il bene. Nel libro della vita la copertina con gli anni si sciupa, le pagine con qualche ruga ingialliscono, ma il contenuto di quel libro, che è il libro della tua vita, non cambia. Non cambia nemmeno nel tempo che scorre, lungo o breve che sia il tuo tempo. È il libro della tua vita. Avrà pure la copertina con gli anni sciupati, avrà pure pagine ingiallite, ma quel contenuto che è la tua vita non svanisce nel tempo. Chi è bello dentro lo rimane per sempre, a dispetto del tempo. E allora, cari amici, a tutti voi auguro buon cammino e buona vita. Rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre Onnipotente, che ha risuscitato dai morti Gesù Cristo suo Figlio, e imploriamo pace e salvezza per i vivi e per i defunti. Preghiamo dicendo: ascoltaci, o Signore. Signore, tu sei guida e sostegno del credente. Accompagna tutti i nostri carabinieri che ogni giorno lavorano con dedizione ed impegno per il bene comune. Sii per loro aiuto e conforto nei momenti più bui.
Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le nostre famiglie, cellule del corpo di Cristo e della società, in cui maturano e crescono gli uomini di domani, perché siano fucine di autentica e nobile umanità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti i carabinieri, quando in servizio riserva momenti duri che mettono alla prova la loro capacità di sofferenza, di fedeltà, di lealtà. Custodiscili, Signore, perché con cuore generoso continuino a loro volta a custodire i nostri fratelli. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per coloro che hanno servito la patria fino al sacrificio della vita e per i caduti nella difesa del bene comune, perché il Signore li accolga nella pace dei giusti e il loro ricordo sia per tutti noi monito efficace alla lealtà e alla concordia. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le vedove e gli orfani dell'arma, perché sostenuti dal nostro fraterno amore e sorretti dall'esempio e ricordo dei loro congiunti, trovino la forza di accettare la sofferenza di una presenza venuta a meno nella loro vita. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Signore Padre buono, ascolta la nostra preghiera e sia di aiuto alle anime dei fedeli defunti. La tua misericordia conceda loro il perdono dei peccati e li renda partecipi della tua redenzione. Per Cristo nostro Signore. Ci accomodiamo e partecipiamo all'offertorio. E benedetto sei tu, o Signore, Dio dell'universo. Della tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. E benedetto sei tu, o Signore, Dio dell'universo. Della tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. O Signore Padre buono, ascolta le preghiere che ti innalziamo per il nostro fratello Luigi, nell'anniversario della sua morte, e per questo sacrificio di riconciliazione e di lode, accoglilo nella comunione gloriosa dei tuoi santi, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Sì, è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre e in ogni luogo, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. La morte è comune eredità di tutti gli uomini, ma per un dono misterioso del tuo amore, Cristo con la sua vittoria ci redime dalla morte e ci richiama con sé a vita nuova, e noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra, pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione,
prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. È il Signore Gesù, si offre per noi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È il Signore Gesù, si offre per noi. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare questo pomeriggio alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, o Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, qui convocata in preghiera. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo militare santo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Luigi, che è chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. E con lui ti ricordiamo, Signore, tutti i nostri familiari, parenti, amici e colleghi, che sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, soprattutto di quelli che nessuno più ricorda. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte della vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli, tutti i santi che ogni tempo ti furono graditi, e in Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Carissimi, pensiamo, ma soprattutto preghiamo per i popoli che soffrono la guerra. Non dimentichiamo la martoriata Ucraina. Pensiamo al popolo palestinese e israeliano. Che il Signore ci porti una pace giusta. Si soffre tanto, soffrono i bambini, soffrono i ammalati, i vecchi, e muoiono tanti giovani. La guerra sempre è una sconfitta, non dimentichiamo, sempre è una sconfitta. Signore, dona la pace. Per questo osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Sì, Signore, liberaci da tutti i mali, presenti e futuri. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua quotidiana vicinanza, Signore, vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace,
Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. E nel nome di Cristo nostro fratello scambiamoci un segno di comunione fraterna. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno, va alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Corpo di Cristo ci custodisca per la vita eterna. Amen. Preghiamo. Abbiamo offerto, Signore, questo sacrificio in suffragio del nostro fratello Luigi Maronese. Se rimane in lui qualche macchia di peccato, sia cancellata dalla tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Preghiera il carabiniere. Preghiera del carabiniere.
Dolcissima e gloriosissima Madre di Dio e nostra, noi Carabinieri d'Italia a te eleviamo reverente il pensiero, fiduciosa la preghiera e fervido il cuore. Tu che le nostre legioni invocano, confortatrice e protettrice, col titolo di Virgo Fidelis, tu accogli ogni nostro proposito di bene e fanne vigore e luce per la patria nostra. Tu accompagni la nostra vigilanza, tu consigli il nostro dire, tu anima la nostra azione, tu sostenta il nostro sacrificio, tu infiamma la devozione nostra e da un capo all'altro d'Italia suscita in ognuno di noi l'entusiasmo di testimoniare con la fedeltà fino alla morte l'amore a Dio e ai fratelli italiani. Amen. Il Presidente della Repubblica, il 29 gennaio del 1982, conferisce la medaglia al valor militare al carabiniere Luigi Maronesi con la seguente motivazione. Conduttore di autoradio del nucleo operativo radiomobile, interveniva di notte in località isolata, unitamente a graduato capo equipaggio, per identificare alcune persone, risultate successivamente appartenere al pericoloso gruppo eversivo, mentre recuperavano armi e munizioni precedentemente occultate in un canale. Proditoriamente aggredito da un terrorista in agguato, mentre si accingeva ad allertare la centrale operativa, benché gravemente ferito da colpi d'arma da fuoco, reagiva con armi in dotazione, favorendo l'intervento del capo equipaggio che, dopo violento scontro a fuoco, feriva gravemente il malfattore, prima di cadere, a sua volta, colpito da altri terroristi. L'eroico comportamento consentiva la cattura del terrorista ferito, l'identificazione e l'arresto di numerosi componenti del gruppo eversivo e fiancheggiatori appartenenti alla delinquenza comune, nonché il recupero di un notevole quantitativo di armi, munizioni, esplosivi e documenti rinvenuti anche in diversi covi dagli stessi utilizzati. Luminoso esempio di attaccamento al dovere, spinto fino all'estremo sacrificio. Padova, 5 febbraio 1981. Questo ricordo, con questa motivazione, chiediamo a Dio la sua benedizione per benedica le vostre persone, i vostri affetti più cari che portate nel cuore e anche le vostre attività quotidiane a difesa del bene comune, a difesa di ogni cittadino, della legalità. Il Signore sia con voi. Ci benedica, ci protegga e ci accompagni Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo sempre il Signore con la nostra vita, andiamo e viviamo in pace. Rendiamo grazie a Dio.
Onori al nostro collega carabiniere medaglia d'oro al valor militare Luigi Maronese. Allora, il rito di ricordo qua del nostro collega, la commemorazione termina qua. Ora siete tutti invitati presso la nuova sede per l'inaugurazione, dove chiederemo al nipote qua della nostra medaglia d'oro, Giulio Maronese, di procedere al taglio del nastro per l'inaugurazione, e poi il nostro parroco militare benedirà la nostra nuova sede e poi ci sarà un momento di ringraziamenti e faremo un piccolo rinfresco così. Goliardico. Riposo, grazie. Per tutti, attenti! Fratelli d'Italia, l'Italia si desta, nel municipio si è cinta la testa, dov'è la vittoria, le porga la chioma, che schiava di Roma e Dio la creò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì! E ora procediamo all'inaugurazione, fa rappresentare il signor sindaco che è venuto a
nostro custode della nostra medaglia d'oro. Prego, signore. Signore Dio Onnipotente ed Eterno, sia accanto a noi oggi mentre inauguriamo questa nuova sede del Sole Carabinieri di Vittorio Veneto, destinata ad accogliere coloro che ci aiutano nella nostra sicurezza, a vigilare sulla nostra sicurezza e assicurano anche serenità e ordine nelle nostre comunità. E fondi la tua benedizione su questo edificio, quando vi eviteranno e qui opereranno, ti accolgono e ti abbiano sostegno sicuro e forte, uscendo per il loro quotidiano servizio, da te siano accompagnati e difesi da ogni pericolo, rientrando per il sala di riposo, ti ritrovino qui ad attenderli e a ricompensarli per il loro sacrificio, per il loro operato e per il loro bene che danno alla comunità e alla collettività. Ti chiediamo che Gesù Maria Virgo, figlia della nostra patrona, Madre di Dio, Cristo nostro Signore, benedica Dio Onnipotente questo luogo e questo ambiente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E tanti auguri, evviva! Grazie! Prego, signori, guardatevi, ma rivisitiamo Ecco, bravo, bella. i nuovi locali. Ecco, io devo fare solo qualche doveroso ringraziamento. Innanzitutto ringraziamo l'amministrazione comunale di Vittorio Veneto per la sensibilità e dell'impegno per trovarci questa nuova sede che ha, oltre lo scopo di tenere la nostra sezione, diciamo, e anche il gruppo di volontariato nostro, anche di tenere viva questo edificio, riappropriarci un po' degli spazi nostri che diversamente purtroppo anche in un recente passato sono stati oggetto di qualche poco civile comportamento, insomma, ecco. E quindi speriamo che con la nostra presenza, senza naturalmente volersi sostituire alle forze dell'ordine, che è un loro compito specifico, quello della vigilanza, però la conduzione di un edificio con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo noi potrebbe essere di grande aiuto, insomma, ecco. E quindi qua il rappresentante del signor Sindaco, il comandante qua della Polizia Locale, dottor Rezzo Camerin, se vuole portare un saluto qua dell'amministrazione comunale a tutti quanti, grazie. Buongiorno a tutti, il signor Sindaco mi ha pregato di portare i saluti dell'amministrazione intera e del Sindaco in particolare. È molto dispiaciuto di non poter essere presente oggi qui perché ha creduto in questo progetto e ha lavorato per ottenerlo e per riconoscere finalmente una sede congrua all'Associazione Nazionale Carabinieri. E per me è particolarmente emozionante rappresentare il Sindaco in questa occasione per i miei trascorsi nell'Arma, quindi sono particolarmente vicino a questo momento associativo e anche per l'importanza che ha l'Associazione Carabinieri nel riguardo della cittadinanza, perché dimostra come l'impegno profuso in una vita di lavoro non termina nel momento della quiescenza, ma prosegue oltre, perché molto spesso abbiamo collaborazioni da parte dell'associazione per i più svariati eventi e per le più importanti occasioni della città. Per cui io non mi dilungo perché poi non è il mio mestiere essere un oratore, però rinnovo i saluti dell'amministrazione e l'augurio che questa sede possa essere di stimolo per proseguire nell'attività. Grazie. Per l'occasione abbiamo pensato, con il prezioso aiuto dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Cornegliano, di fare un piccolo presente a ricordo di questa giornata, questa statuina che è fabbricata da un artigiano di Sciacca, che tramite appunto i colleghi di Cornegliano siamo riusciti a ottenere, insomma, ecco, e con lo sfondo naturalmente della nostra città. Quindi per l'amministrazione comunale, ecco, consegniamo un ricordo, grazie a voi. Ringrazio naturalmente il nostro
cappellano militare, il nostro parroco, che è sempre così gentile e premuroso, e anche a lui gli consigliamo a ricordo di questa giornata un nostro piccolo ricordo. Naturalmente non possiamo dimenticarci del nostro comandante della compagnia, il signor tenente Francesco Canarile, che è così gentile e oggi ci ha letto maestrosamente anche la nostra medaglia d'oro, e così a ricordo della giornata abbiamo pensato di fare un presente anche al Signore. Grazie mille. Ringraziamo anche il nostro comandante di stazione, il luogotenente Alberto Bosco, che non possiamo dimenticarci neanche di lui, naturalmente. Ringrazio il comando della Guardia di Finanza, il luogotenente Massimo Galloni, che ha accettato l'invito qua. Ecco, grazie mille. Ci mancherebbe altro. Ringrazio anche il distaccamento dei Vigili del Fuoco, ma qua vedo, non lo vedo più, era qua prima, è andato via, allora lo andrò a trovare. Naturalmente il comando della Polizia Locale, ma dopo glielo darò dopo, sennò si perde. Ringrazio anche le Ferrovie dello Stato che ci hanno concesso questo questi locali, e in particolare ringrazio anche gli alpini, la sezione ANA qua di Vittorio Veneto, che hanno rinunciato a questi spazi per concederli a noi, e qua se c'è il signor Introvigne Francesco. Ringrazio anche il presidente della consulta, che ogni anno gentilmente ci impresta questi impianti di diffusione per la cerimonia, che anche lui ringraziamo. Ringrazio i comandi dei carabinieri che sono intervenuti, qua il comandante del reparto di biodiversità di Vittorio Veneto, il signor colonnello Di Cosmo, che ben volentieri noi accogliamo nella nostra sezione. Ringrazio naturalmente anche il nostro nipote della medaglia d'oro, che è il testimone forse più rappresentativo, custode anche dell'alta onorificenza che è stata concessa a Luigi, anche lui a ricordo di questa giornata, che è molto importante. Voglio ringraziare il signor Bressan Mario, che dovrebbe essere qua, il titolare della ditta Bralco di Susegana, che ci ha donato generosamente gli arredi per allestire questa sezione. Ecco, signor Mario, anche lei a ricordo, sì, no, tanto gentile, grazie mille, che l'abbiamo trovato con l'intercessione del nostro consigliere socio, il luogotenente Andrea Ferrigno, che si è prodigato per trovarci questi arredi. Ecco, con l'Associazione Nazionale Alpine, che condividiamo questi locali, e che ci ha sopportato anche logisticamente nelle varie esigenze che abbiamo, finché non è proprio ancora operativa al 100%. Facciamo quel che possiamo, esatto, secondo le possibilità, del esatto, resto se non condividiamo, vero? Esatto, e quindi noi siamo contenti di questo. Non volevo occupare 3-4 posti. Non occupi 3-4 posti. Voglio ringraziare l'Associazione Nazionale Carabinieri di Conegliano, che ci hanno generosamente imprestato alcuni materiali per allestire questa cerimonia, e sono venuti anche in tanti, ben vestiti anche come ci piace a noi. È uguale al vostro, però c'ha il logo di Vittorio Veneto, quindi sì. Che è anche quello che ce li ha trovati, che lui ha il contatto con questo famoso. Abbiamo trovato noi, non c'era vista in Sicilia, e così abbiamo approfittato per farne parte. Sì, esattamente. Spero sempre in una maggiore collaborazione tra le nostre sezioni, che un tempo erano unite per fare delle cose buone per il territorio e per la NC. Bene, grazie.
Poi volevo ringraziare i commilitoni che sono stati qua, che hanno fatto la naia, diciamo, che hanno lavorato con il nostro caduto, che oggi so che sono numerosi. Ringrazio anche il signor Federico della Tenda TV che oggi ci ha prestato la sua opera per registrare questa giornata, che troverete nei prossimi giorni sul sito internet della Tenda TV, insomma. Ringrazio anche la Banca Prealpi San Biagio perché ci sostiene anche qualche volta economicamente, perché noi non viviamo di luce propria purtroppo. Infine ringrazio i miei soci collaboratori che mi hanno aiutato a sistemare, a fare il trasloco, a dipingere, tutti quelli che hanno partecipato, in particolarmente la tenacia del nostro vicepresidente Lucio Insinga, che lavora per 3, bisogna dire la verità. E poi devo ringraziare la signora Luana, che è la moglie del nostro vicepresidente, che oggi allestirà questo rinfresco, e la Chiara, che è stata fra l'altro l'autrice di questo logo, che l'ha dipinto lei, e anche dello sfondo che è sulla statuina che abbiamo fatto omaggio. E che dire, io niente, vi ringrazio, adesso facciamo un brindisi e continuiamo la festa. Grazie ancora.